unica tappa in Sicilia. Sì, il Milan ci ha dato l'onore di organizzare questo Junior Camp per ragazzi dai 6 a 16 anni ed è un onore per noi ospitare gli allenatori giovani del Milan. Abbiamo presenti qui in studio dei rappresentanti della società. Noi abbiamo Gianfranco Pusceddu, poi abbiamo Danilo Tedoldi, Maurizio Vacca e Edoardo Domenico, che è il preparatore dei portieri. Quando si fermeranno qui ad Agrigento? Loro staranno da oggi, hanno iniziato da oggi fino a sabato 23. C'è già una richiesta di giovani ragazzi? Sì, abbiamo quasi 50 bambini che stanno partecipando al camp, gli è stato distribuito il kit del Milan a ognuno di loro, più ci sono i nostri preparatori che collaboreranno con loro e la cosa sta andando avanti. Dove è possibile vedere i ragazzi? Al Villaggio Peruzzo. Al Villaggio Peruzzo loro si stanno preparando i ragazzi, hanno diviso per fascia d'età e per ruolo. Per esempio Domenico si occupa dei portieri e gli altri si occupano delle varie fasce, delle varie attitudini dei ragazzi. La scelta dei bambini, dei ragazzi di Agrigento per il Milan? Beh, innanzitutto Milan Junior Camp sono le vacanze ufficiali rossonere dove il Milan lavora in 19 paesi del mondo, 120 località e quest'anno circa 8.000 ragazzi, tra bambini e ragazzi, frequenteranno il Milan Junior Camp Day. È la prima esperienza qui ad Agrigento, penso proprio, negli anni non ci sia mai stato nessun evento rossonero. Da quest'anno tra l'altro noi siamo presenti su tutto il territorio italiano come scuole calcio, oltre ai camp che naturalmente fanno parte dello stesso progetto, e come si parlava prima, da quest'anno il valore aggiunto sarà proprio lo scouting, quindi maggiore attenzione anche nei camp a rilevare quelli che sono i migliori talenti in giro per l'Italia, tra cui cominciare da stamattina qui ad Agrigento. Io mi occupo prettamente delle fasce più piccole e ho già visto che ci sono delle buone attitudini nel gruppo, ce n'è una quindicina di ragazzi medio piccoli e niente, stamattina si sono già dati da fare. La tappa è fino a sabato 23, poi chissà, magari in futuro ci si può ritornare perché comunque la location è ottima e penso che ci si possa ritornare ben volentieri.